Oggi in Consiglio regionale abbiamo presentato la prima edizione di una bellissima manifestazione sportiva di ciclismo che si chiama Gallio Marathon. Ma non è solo Gallio a essere coinvolto, ma è tutto l'altipiano dei 7 comuni. Sono territori da scoprire anche con il ciclismo e quindi sostengo da sempre, lo sostengo ancora oggi, che il ciclismo non è solo uno sport e come tale, insomma, fa bene al fisico e anche all'aggregazione delle persone, ma è anche un importantissimo modo di promuovere i territori. L'altopiano dei 7 comuni è veramente tutto da scoprire e sono certa che non solo chi andrà a gareggiare, ma anche chi accompagnerà gli atleti con gli amici, famiglie e chi voglia andare a visitarlo sicuramente avrà modo di intrattenersi e di conoscere un territorio che tornerà sicuramente a riscoprire. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che si confronteranno il 28 giugno a Gallio per la prima edizione di Gallio Marathon. Da questa manifestazione mi aspetto grandi cose perché sono state fatte delle prospettive molto grandi e quindi abbiamo alzato l'asticella. Non avevamo mai avuto una manifestazione così grande, avevamo avuto in passato una marathon che però era molto diversa da questa, bella ma molto diversa, quindi mi aspetto grandi cose da questo. Le prospettive sono già alte e sono già quasi esaurite tutte, nel senso che sono già state soddisfatte. Abbiamo un bel feedback perché ci sono tanti partecipanti, gli albergatori sono soddisfatti perché i loro alberghi sono quasi tutti riempiti e anche gli esercenti sono soddisfatti. Spero che questa manifestazione porti non solo quel giorno tanti amatori della bikers ma anche dei paesaggi, ma vengano anche dopo, ci sia anche un riscontro più tardi e che sia a lungo termine. Quindi noi l'abbiamo vista sì come un'opportunità per quel giorno, ma anche pensando al futuro che possono venire a visitare i nostri luoghi, soprattutto Gallio, ma tutto l'altopiano, perché come diciamo sempre il turista non vede i confini dei paesi, ma vede un altopiano intero. Quindi Gallio sarà il protagonista, ma anche l'altopiano sarà protagonista allo stesso modo. Oggi presentiamo la Gallio Marathon 7 Comuni MTB, fa parte appunto di alcuni circuiti di mountain bike anche a livello nazionale. Presenterà 3 percorsi, uno di 60 km e circa 2000 metri di dislivello, uno di 42 km e circa 1300 metri di dislivello e uno cicloturistico e bike che misurerà circa 38 km con poco meno di 1000 metri di dislivello. È un percorso adatto a tutti, ad altissimo diciamo, tenore ad altissima panoramicità, ecco, è suddiviso in 2 parti, una prima parte più chiusa, più tecnica, una salita di 13,5 km con un single track, una discesa tecnica ma divertente, adatta a tutti, e una seconda parte più panoramica sulle melette, insomma, quindi è una cosa che è adatta a tutti, adatta a tutte le capacità, la possibilità appunto di affrontare questo tipo di percorsi. Anche le discese sono tecniche ma al punto giusto, le abbiamo scelte appunto che possano essere adatte a tutti, e poi l'arrivo a Gallio con una grande festa aperta sia ai biker che agli accompagnatori.